Trombe a distesa all'entrata degli invitati. La passeggiata nel bel giardino all'italiana allietata da soavi musiche e insieme abbellita dalle danze di graziose cortigiane. Perfino il piacevole disturbo di un satiro dispettoso e provocante. Ancora, nel verde, ardite cascate floreali nei modi dell'Arcimboldo. E già nel cortile del convivio, le diplomatiche chiacchiere di nobiluomini e nobildonne che avanzano per un'avventura mondana tra finzione e realtà che fino in fondo è stata festa di sogno nell'assoluto rigore cinquecentesco. Tutto è successo ieri sera nella magica cornice di Palazzo Giusti del Giardino. Così ha voluto Paola Weingrill per celebrare il 110° anniversario della fondazione della Carlo Weingrill. Dal 1879, massima azienda veronese nell'arteografa, ricordando Carlo, il capostipite, e il seguito della dinastia, coi figli Armando e Gastone, che a metà del Novecento hanno favorito il passaggio della Weingrill dall'ambito artigianale a quello industriale di altissimo livello. La fama internazionale. Cartier, che della nostra ditta diventa esclusivista per Parigi. Oggi Paola Weingrill, donna d'industria, col marito Arnaldo Menzi e i figli Pietro e Carlo Filippo. La quarta generazione che continua il prestigio e la tradizione Weingrill, irrinunciabili concetti professionali, nell'occasione di Palazzo Giusti del Giardino, ribaditi nell'originale intrattenimento. Alla fine un entusiasmante viaggio indietro nei secoli alla Venezia dei mercanti e dei navigatori, per impeccabile ricostruzione della compagnia carnacialesca de Calza e Antichi, già nel 1541 all'opera nella Serenissima Repubblica, col motto divertire divertendosi. Formata da 25 famiglie veneziane, ancora secondo statuti del XVI secolo, la compagnia di anno in anno realizza feste e spettacoli nell'osservanza della storia e della cultura veneta. Questa volta il riferimento era alle famose cene dipinte da Paolo Cagliari, detto il Veronese. Ricreato lo stesso ambiente, reinventata la stessa atmosfera, preparato lo stesso mangiare. In principio, in attesa della sontuosa cena, i suggestivi ristori a spasso per il giardino. E mentre ancora andava il paio dei girarrosto, di sopra al ninfeo, frittura de pesce, fonghi porcellini in dorai, fiori de zucca friti. Ogni leccornia bagnata di vin prosecco e spolverata di zucchero e cannella, secondo i gusti e i sapori dell'epoca. Alla fontana, nel frattempo, altro ristoro, ostreghe vive de piran e tartufi de mar. Il tempo per un saluto al Pacifico Orso, prima attrazione per gli eccellenti invitati, subito volentieri nel vortice della festa, col richiamo di altre trombe, diritti in cortivo a tola, per dirla in veneziano, nel cortile a tavola, dove da una parte su 2 carrocci lignei è andata la rappresentazione dell'artistica cena, rallegrata da numerosi ospiti in costume, esotici animali, furiose beghe dei popolani, di fronte all'ordinata sequenza del centinaio di commensali, piacevolmente divisi tra lo storico teatro e il ritmo impeccabile delle portate, stando ai tempi soliti della Venezia dei dogi. Per gradire, suppa de orso e scarogno, impastisada de maccheroni, pesce spada con la salsa bona de limone e prezzemolo. E fin qui, vin rosado del Garda prima del vin amarone de Verona, incontro allo sfarzo profumato delle varie carni. Oche rostie co salsa de graspie, stinchi de vedelo in forno. Cuoco celeste ha ammannito ogni prelibatezza, intanto che gli altri della compagnia continuano di gusto la messa in scena. Quel bifolco del ruzzante che disturba il gozzoviglio del padrone di casa, il priore degli antichi. Al fianco i suoi famigli. E se fra il popolo scoppia la gazzarra, arriva addirittura un cardinale a riportare pace e gloria. Lieto fine che lo spirito in carne e ossa di un ispirato Paolo Cagliari ferma col disegno sul momento. Il racconto cinquecentesco finisce a notte fonda, quando ancora comunque nel cortile di Palazzo Giusti resiste la collettiva magia, di ritorno alla ragione prima della bella serata nel 110° anniversario della Carlo Weingrill, mondiale garanzia nell'arteografa, compresa per la cronaca la consegna durante la festa di una borsa di studio ad una giovane stilista pesarese, la 19enne Elisabetta Marcantonini. Per lei il privilegio dal prossimo 1° gennaio di un anno di apprendistato nei laboratori dell'azienda veronese. Una giuria internazionale ha scelto la sua idea per un altro gioiello d'autore, in linea con la secolare tradizione Weingrill. Dal quotidiano lavoro al fantastico divertimento, tradizione quasi eterna fino all'ultimo sogno.